Buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la settima e ultima giornata di andata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Nuorese e San Marco a Semini. Ancora qualche secondo e inizierà questa partita valevole, come detto, per la settima e ultima giornata di andata. Si attende il fischio dell'arbitro, si allontana dal pallone Balistreri, parte Medda, posizione direttamente alta sopra la traversa. Parte Cocco verso il primo palo, Galasso la mette in angolo. Mastromarino contrastato da Peana riesce ad andare via il numero 10 della San Marco. Mastromarino trova lo spazio per il sinistro. Va Cocco di potenza, palla alta sopra la traversa. La ripresa del gioco, lo fa in questo momento. Consteri che tocca per Santoro, il cross di Santoro sul secondo palo. Cocco mette fuori, ma c'è calcio di rigore in favore della Nuorese. Punita la trattenuta di Cirina. Arriva il fischio del signor Fresu. Ragazzu! Nuorese in vantaggio, palla da una parte, portiere dall'altra. La sblocca ancora il bomber. Pallone in verticale per Mancosu, lo controlla bene, scarica su Mastromarino, quindi la conclusione di Camba. A spazio Cocco, tocca per Ragazzu, il tiro di Ragazzu. Peana sul punto di battuta, gioca proprio su Piredda. Il cross del numero 19, troppo lungo per Ragazzu, ci prova a corda, respinge Mancosu, quindi Cocco mette a terra il pallone, riesce a tenerlo, Cocco! Trova il secondo palo, un grandissimo gol del capitano della Nuorese, Fabio Cocco, porta il risultato sul 2-0 al 37esimo minuto. Habib gioca su Camba, la sua sponda per Podda, cerca lo spazio per concludere, tallonato da De Solis. Va Sanna, pallone al centro, colpo di tacco e il gol di Manca. Riapre la partita la San Marco a Semini, grandissimo gol di Andrea Manca con il numero 19, ha girato di tacco sotto l'incrocio, ma arriva qui il triplice fischio dell'arbitro. Con il brivido la Nuorese si impone per 2-1 sulla San Marco a Semini e aggancia proprio la squadra campidanese in classifica.